siti dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Rieccoci in onda e abbiamo così in questo momento modo, come dicevo prima, come vi anticipavo, di capire cosa è successo esattamente al Cremlino, cosa è successo con l'attacco contro Putin, cosa c'è dietro, perché c'è uno dei principali protagonisti della scena internazionale, Gianluca Savoini, è l'uomo nero che conosce tutto di Putin, della Russia, del Cremlino, del petrolio, del gas, delle tangenti in Italia. Certo. Buongiorno. Ha negoziato una quantità di milioni di euro di tangenti impressionante, sì, però è sì. stato archiviato tutto. Beh, guarda, innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno Giulio, io sono ritornato con grande... No, adesso io rido, ma non c'è da ridere. No, ma se ti ricordi, io ero venuto qui proprio a gennaio, quando c'era stata la richiesta di archiviazione del PM. E infatti abbiamo detto ci rivediamo, sì, poi quando avranno deciso. È stato deciso. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta di archiviazione. Come titolava La Verità l'altro giorno in prima pagina con un articolo di Giacomo Amadori, come titolava La Verità, dicevo, archiviazione con veleno. Poi capiamo il perché del veleno. Però intanto il giudice per le indagini preliminari ha detto ok, archiviamo tutta questa storia. Beh, io ero tranquillo su questo versante, su questo fronte, non avendo fatto nulla di illecito e nemmeno aver preso mai nemmeno mezzo rublo, non potevo capire come poteva finire in maniera diversa. O meglio, potevo capire come mai è stata creata questa grande macchinazione mediatica, perché non è giudiziaria, è stata una macchinazione mediatica che risale all'inizio dei nostri rapporti politici con la Russia, con Salvini, cioè fin dalla sua primo anno di segreteria federale. Quindi incominciavano a uscire già articoli dai soliti giornali mainstream legati a ben chiare, ben definite, schieratissime centrali operative mediatiche nazionali e internazionali. Se io faccio il nome BuzzFeed, tu ti ricorderai e molti ascoltatori si ricorderanno che BuzzFeed era quella agenzia di stampa gossip politico schieratissima dal punto di vista globalista e antisovranista che per anni inventò e costruì di sana pianta il Russiagate contro Donald Trump, che finì in una farsa, in una fuffa, in una vergogna. La stessa manina, gli stessi protagonisti che andarono a colpire Trump, colpirono Strache, ovvero il segretario del Partito Liberal Nazionale Austriaco, alleato della Lega al Parlamento Europeo, storico alleato dall'epoca di Haider, e poi noi, io personalmente, ma per colpire la Lega di Salvini. Sempre la stessa persone, sempre la stessa regia, BuzzFeed e altri giornali simili. Gianluca, la manovra giudiziaria diciamo è sostanzialmente fallita, no? Ma non c'è stata secondo me nemmeno una manovra giudiziaria. No, nella manovra, fammi dire meglio, la manovra dal punto di vista giudiziario è fallita, diciamo, da parte di chi la voleva proporre, perché la magistratura ha riconosciuto che non sta in piedi la cosa. Dal punto di vista politico, secondo te è riuscita? Secondo me sì, in parte sì, perché se torniamo al famigerata estate del 2019, abbiamo visto che quando uscì il cosiddetto scandalo Russia Gate alla matriciana, ovvero contro casualmente la Russia, cade anche il governo. Casualmente un mese e mezzo dopo. Però finisce là. Finisce là, ma lì perché ci sono state comunque alcune decisioni politiche carità, che potevano cose. essere più o meno collegate a certe cose, ma non lo so, qui bisogna chiedere ovviamente anche al segretario federale. Ma politicamente allora è riuscito, secondo te, il disegno di condizionare una Lega in crescita? All'epoca. No, è stata sicuramente, allora, innanzitutto noi avevamo verificato, avevo verificato anch'io personalmente, che dopo l'uscita di questo scandalo veramente assurdo, basato sul niente, tra l'altro su un audio
che non si sa chi l'avesse fatto ed era stato giudicato dopo pochissimo tempo dalla stessa magistratura illegale e illecito, che non poteva essere utilizzato come prova. Quindi si è creata questa grande rumore, questo fango mediatico, questa mostrificazione mia e della Lega e di Salvini sulla base di una cosa illecita. Quindi questo è clamoroso. Su una cosa che è illecita crei tutta questa roba qui, ma era evidente che era un bel disegno, una bella strategia. Dicevamo se avesse condizionato. Un mese dopo lo scoppio del caso della Russia e della Lega, i sondaggi hanno dato la Lega in crescita di altri 3 punti. Io son convinto che certe cose, quando si evidenzia, come è sempre stato, tu anche qui sei da 30 anni in questo palazzo della vecchia Lega Nord, dell'attuale Lega, ci ricordiamo bene che ogni volta che la Lega viene attaccata in maniera ingiusta, in maniera ovviamente strumentale, in malafede, dalla stampa, dalla politica, dagli avversari, e viene mostrificata, la Lega aumenta. Non diminuisce il consenso, perché la gente che pensa e che sa che esistono delle centrali operative ben chiare che cercano di condizionare l'opinione pubblica, che sono anche un vulnus, una ferita per la democrazia, la gente sa che sono tutte, lo sente che sono cose strumentali, e quindi ti vota ancora di più perché ti vede attaccato da chi non accetta il voto democratico. La Lega era al 35% in quel luglio lì. Ecco, Gianluca, io citavo prima l'articolo di Giacomo Amadori che dava conto di questa notizia venerdì scorso, 28 aprile, su La Verità, titolo in prima pagina: un'archiviazione che sa di veleno, perché scrive, direi giustamente, Giacomo Amadori, la pistola fumante di questa vicenda era il famoso audio, no? Reso pubblico dall'Espresso, la settimanale dell'Espresso nel 19. L'audio che tu giustamente dicevi è stato definito inutilizzabile ai fini giudiziari, però insomma mediaticamente ha inciso. L'archiviazione però copre un mistero, scrive Amadori, cioè il mistero è chi ha portato all'Espresso la registrazione, peraltro inutilizzabile dal punto di vista giudiziario, di quella riunione all'Hotel Metropole, strumentalizzato poi a fini politici. Chi è che è stato? E poi aggiungiamo chi ha dato lo stesso file a BuzzFeed, al gruppo anglo-americano. Guarda, sul fatto di questo audio, subito dopo, pochi giorni dopo l'esplosione del caso, quando poi inevitabilmente la magistratura ha dovuto aprire un fascicolo, inevitabilmente, ero su tutti i giornali, non solo nazionali ma internazionali, primi titoli di telegiornali, in continuazione per giorni, era inevitabile aprire, visto anche che io ero responsabile per le relazioni con la Russia, per Salvini. Il mio avvocato Lara Pellegrini mi dice: bisogna immediatamente fare un'azione legale per chiedere agli stessi magistrati, per vedere se questa cosa è legale o lecita, non lecita. E loro stessi han detto no. Hanno esaminato tutto, han detto non era lecita questo audio. Perché? Non si sa chi l'ha registrato, perché l'ha fatto anche tra l'altro in un paese straniero. Quindi era talmente una cosa enorme questa situazione, che non poteva altro che diventare e trasformarsi quello che poi è stato, un grandissimo, io non voglio parlare di complotti, perché poi sennò ormai si usa il termine complottismo anche spesso a sproposito, perché in effetti esistono i complotti. È inutile che ci nascondiamo. Allora, il nostro collega e amico Da Cesare in Giacomo... avanti, da Giulio Cesare in avanti, ci sono stati complotti per far fuori, eliminare personalità importanti. Il nostro collega e amico Giacomo Amadori, nel suo articolo citato, individua uno dei 3 indagati, con te eravate 3 indagati, no? Sì. Oltre a te Gianluca Meranda e Francesco Vannucci. Identifica Amadori sulla Verità, in Meranda l'autore di questa registrazione, avvocato massone di origini calabresi, con la passione per i grembiuli e il compasso. Chi c'è dietro all'operazione mediatica che doveva azzoppare la Lega? È stata un'iniziativa di Meranda o c'è qualche mandante politico? Non mi pare che si sia fatta luce su queste domande, no? Da un punto di vista di indagine. No, non si sa nulla, francamente non lo so, non posso dire nulla perché non ho nessuno strumento per poter dire se è vero. Ma quei o non è 2 vero chi questa erano? roba. No, erano 2 persone come tantissime altre persone che arrivavano da me per 2 motivi. Perché io ero presidente e sono tuttora presidente dell'Associazione Culturale Lombardia Russia, e al tempo stesso all'epoca seguivo i rapporti, coordinavo i rapporti con
la Russia per la Lega di Salvini. Ma perché? Non perché si era innamorati della Russia, della letteratura, della loro cultura, che è anche molto importante, ma perché all'epoca le sanzioni contro la Russia stavano creando problemi e era dimostrato, la stessa Confcommercio piuttosto che le riunioni industriali parlavano di problemi in Italia causati alle aziende italiane per le sanzioni alla Russia. Allora l'idea era quella, non di gettare benzina sul fuoco come ha sempre fatto gli anglosassoni, che fin ben prima della situazione dell'Ucraina attuale avevano definito la Russia un nemico. Regolarmente uscivano dichiarazioni dal 2013, dal 2012, soprattutto da parte anglosassone, Inghilterra e Stati Uniti, contro la Russia. Noi eravamo decisi, non che eravamo decisi, avevamo l'idea che se si continuava, e anche noi eravamo sulla scia di insultare, di vedere un nemico, quello che era invece un paese che era sempre stato un partner economico, un partner culturale, sicuramente una grande potenza col quale tutti dovevano far un conto, anche perché era una potenza ai confini con l'Europa, anzi è una potenza che è anche europea per gran parte. Allora si preferiva gettare benzina sul fuoco e far rischiare di riportare indietro, come volevano alcuni, l'orologio della storia alla guerra fredda, oppure cercare invece di dire: signori, non esagerate anche voi coi diritti umani, con la storia di tutto quello che veniva ovviamente denunciato, ma al tempo stesso non che la Russia deve essere creata come mostro e come nemico. Alla fine la Lega ha avuto ragione. Se si fosse seguito la Lega, come molti altri partiti in Europa la pensavano come la Lega, attenzione, non era solo la Lega, ma se si fosse fatto come la Lega, probabilmente non saremmo arrivati alla guerra con l'Ucraina. Perché? Se la Russia si è sentita accerchiata da tutti i governi europei, da tutti i partiti europei, dal mainstream europeo, dai media, evidentemente reagisce poi con rabbia, con maggiore aggressività. Invece il nostro era il tentativo di mantenere un rapporto di pace, di tranquillità e cercare di evitare danni economici alle aziende italiane colpite dal boomerang delle sanzioni. Questo era il tentativo che era stato fatto. Dava fastidio, inevitabilmente ha dato fastidio e non si poteva fare. Che si faceva e la Lega aumentava sempre di più, bisognava zoppare questo progetto. Ma a te interessa sapere com'è nato questo audio? A me può anche interessare, io più che altro mi interesserebbe sapere appunto chi ha creato questa roba, perché il facitore, il registratore che qualcuno può aver portato, inserito nel telefono, era sotto, io non lo so questo, da chi è stato questa vicenda, da chi è stata commissionata? Chi l'ha voluta e perché? Ovviamente perché? Per colpire la Lega, questo era evidente, ma chi è stato il mandante? Esecutore non si sa bene, ma il mandante, che è quello più importante, e capire perché è stato fatta una cosa del genere per azzoppare la Lega, in vista del voto europeo del 2019, come scrive giustamente Amadori sulla Verità, come ha scritto. Quindi eravamo alla vigilia di un importante voto europeo. Guarda caso, il voto europeo arriva a maggio, la Lega prende un boom incredibile, quasi al di sopra di quello che credevano tutti, le cancellerie europee si sono spaventate. Mi ricordo, ti ricorderai anche tu certe dichiarazioni impaurite, perché poi dovevano esserci le nomine dei commissari europei. Non potevi evitare di parlare anche con la Lega e con i partiti alleati della Lega in Europa, che erano anche loro su queste posizioni, per difendere soprattutto l'economia dei singoli paesi minacciata da questa situazione. Quindi guarda, 35% maggio, fine maggio, 10 luglio esplode il caos. Altra cosa a margine della vicenda giudiziaria, Gianluca, la trattativa sicuramente c'è stata, no? Però non si è identificato, no, questa no. È la versione circolante. Non c'è stata nessuna no, trattativa. appunto te la dico per quel perché che riguarda me. Poi se qualcun altro lo faceva a mia insaputa, non lo so. Perché la tesi che qualcuno ha raccontato è questa, no? Che non si è identificato il corrotto o corruttore che sia, diciamo, quindi non si sono identificati i soggetti, ma la trattativa sicuramente c'è stata. Giulio, questo lo dicono tutto un insieme di situazioni in cui
ci si dimentica volutamente, in malafede, di quello che, ripeto, quello che si stava facendo e si era sempre fatto alla luce del sole per anni, non Sì, solo in sì. quell'occasione lì. Quante persone, imprenditori più o meno piccoli, più o meno grandi, del settore della calzatura, del salone del mobile, della Mosca, termovalorizzatori, depuratori, che cercavano di mantenere i rapporti, i partenariati con i partner russi, vedendo che stava crollando tutto a livello economico. No, però, Venivano a guarda, cercarci solo perché avevamo, grazie che politicamente avevamo avuto dei rapporti politici, perché qui poi c'è il fatto politico che era legittimo democraticamente, tutto alla luce del sole. A quel punto lì tutti venivano a chiedere, soprattutto a me, potete parlarci, farci introdurre da qualche parte per far capire loro che noi comunque vorremmo ancora cercare di mantenere i buoni rapporti. Quindi la gente di quel famoso 18 ottobre, in quell'albergo, che per me resta un albergo, nient'altro, perché non è successo nulla realmente, io non mi ricordo nemmeno chi fossero, perché l'avrò visti in quell'occasione lì per la prima volta, insieme a tanti altri tavoli di persone che la sera prima erano al convegno di Confindustria Russia, quindi erano imprenditori che la sera prima erano a sentir la conferenza di Confindustria Russia, dove era invitato anche il segretario della Lega, e il giorno dopo molti di loro dormivano al Metropol, e li ho incontrati anche al mattino a bere un caffè, ma anche con giornalisti italiani, stranieri, altri. Quindi quel momento lì avrò parlato con questi, può darsi, sarà stato quel giorno lì la registrazione di quello che io avrei detto, ma io non so nemmeno se ero io, francamente. Questa è una cosa talmente pasticciata, talmente losca, chiamiamola col vero termine, appunto. losca, che tutto può essere detto e tutto può essere smentito. La cosa importante è che un non reato. A me quello interessa, perché finché io vengo accusato politicamente di essere un filo russo, filo Putin, cattivo, brutto, sporco, A parte che anche leghista, Oliver ecce Stone, quindi non Oliver Stone, ma lasciamo ce ne perdere. sono È tantissimi, se legittimo, vogliamo. diciamo, Ma avere delle opinioni, in no? ogni ecco, allora io le accetto e posso ribattere, ma quando invece si passa all'insulto e al reato, quindi criminale, tangentista, faccendiere, malfattore, no, lì non accetto più e reagisco pesantemente. Ecco, volevo leggere un passaggio, poi apriamo anche le linee, perché chi vuole intervenire può farlo, abbiamo una decina di minuti abbondanti prima di aprire un'altra rubrica, ma comunque 02 92 94 7222 per chi vuole intervenire, per chi vuole mandare messaggi anche via WhatsApp o audio, WhatsApp al 346 6427 756. Volevo però leggere un passaggio citato anche dalla Verità, considerazioni che mette nero su bianco la GIP, che ha pure accolto la richiesta di archiviazione, no? Che a un certo punto scrive, come riporta Giacomo Amadori, che è risultato dalle indagini che gli atti posti in essere erano diretti inequivocabilmente verso l'obiettivo finale di finanziare illecitamente la Lega. Tuttavia, questi atti non possono qualificarsi idonei a raggiungere anche potenzialmente lo scopo, perché non si è conclusa non solo la fase finale di una destinazione di una certa percentuale alla Lega, ma neanche l'operazione principale di compravendita di prodotti petroliferi. Quindi, non essendosi perfezionate neppure le prime fasi della trattativa, l'intera operazione rientra in un proposito criminoso non costituente reato. Cioè, come a dire, non c'era niente e quindi non potevamo perseguire niente, diciamo, no? Giulio, io non commento quello che... No, io l'ho letto perché l'abbiamo letto tutti, insomma. Io non voglio commentare, se non ribadire che tutte queste cose... Adesso proprio ieri, sono andato dall'avvocato e ho preso il fascicolo. Insomma, adesso indagano anche il Papa perché voleva fare la pace con Putin. Esatto. Io ho preso il fascicolo, sono 10.000 pagine, una roba che 10.000. perderò non so quanto tempo. Anche perché adesso scatta il re de Razione, no? Adesso Qualcuno vediamo, dovrà io dovrei vedere, adesso poco alla volta vedrò anche tutte le cose, ma ho già capito, hanno già capito gli avvocati, che moltissime di queste cose che hanno creato questo polverone mediatico, eccetera, sono state fatte a mia insaputa da persone che io non sapevo nemmeno cosa stessero facendo. Questa è la verità di quello che sta emergendo. E questo da una parte ti ha messo tranquillo, perché tu eri tranquillo. Ma io ero tranquillo perché quando so che non ho preso un centesimo, non ho incontrato persone, pubblici ufficiali russi, ne ho incontrati tantissimi di politici, ma non in quell'occasione lì. Quindi dicevo: di cosa stiamo parlando? Se questa era
il reato a cui potevo andare incontro, ovvero corruzione internazionale, ma chi avrei corrotto io? Nessuno. Ma mai mi è venuto. Adesso tu mi conosci da tanti anni, la gente che mi conosce lo sa cosa son fatto. Non ho mai fatto, la mia vita professionale e personale dimostra che io ho sempre evitato qualsiasi robe losche o strambe di questo tipo, non sarei nemmeno capace a farlo. Allora, abbiamo 2 telefonate, poi Gianni da Genova, il nostro caro amico e fedele ascoltatore, che ti manda un abbraccio tramite WhatsApp. Grazie. Allora, 2 chiamate, pronto? Sono Gianni da Genova. Eccolo Ciao, qua, Giulio. Gianni. Caro Volevo Gianni. intervenire. Un grande saluto, un abbraccio a Gianluca Savoini, che veramente rispecchia la Lega. Grazie. E qua bisogna ritornare a quello, perché si dice che si muore, chi non ha coraggio muore tutti i giorni e chi ha coraggio muore una volta solo. Gianluca Savoini è proprio in questa categoria di persone che hanno il coraggio. Ti ringrazio. Poi io dico questo anche: in Europa ci sono questi maledetti trattati, l'articolo 21 e 42, che espressamente vietava di inviare armi all'Ucraina, e ci sarebbe stato soltanto da fare del proselitismo sotto profilo di riappacificazione, diciamo così, dei contrasti tra la Russia e l'Ucraina, che non fanno parte della NATO, e invece qualcheduno da oltreoceano ci ha invischiato in questa guerra qua, che adesso ci costerà tantissimo, non solo sotto il profilo umano, che sono morti un sacco di persone, ma questa guerra si sarebbe potuto evitare se ci fosse stata un'Europa abbastanza coesa su certi temi. Grazie Gianni, c'è un'altra Grazie. telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Buongiorno Fabrizio. Sì, allora intanto solidarietà al signor Savoini. Grazie. Quando è uscita la storia dei rubli, dei petrorubli, non ci ho creduto neanche un secondo, perché lui purtroppo è uno degli ultimi leghisti che ogni tanto vengono inquisiti per motivi meramente politici per screditare la Lega. Una cosa che mi colpisce, che mi ha colpito da quando la Russia ha avuto la possibilità di cooperare, di commerciare con l'Europa, è stata l'ostilità enorme degli Stati Uniti verso la Russia. Parliamoci chiaro, loro la vedono come un nemico non militare ma economico. La Russia ha tante di quelle risorse, di quelle possibilità, poteva veramente darci tutta l'energia possibile, inimmaginabile, a tutti i metalli che ci servono, e secondo me gli Stati Uniti la vedono come il fumo negli occhi. Io non voglio assolvere Putin per quello che ha fatto con l'Ucraina, però che abbiano portato all'esasperazione questa nazione è chiaro a tutti. Noi potevamo commerciare benissimo, mi ricordo che Berlusconi aveva dei rapporti strettissimi, le nostre aziende qui anche della mia Valsabbia lavoravano tantissimo con la Russia, ed era un periodo di prosperità e qualcuno non vuole assolutamente farla progredire, questa è la mia impressione. Vi saluto. Vabbè, qua io ho sentito anche ragionamenti per cui il declino di Berlusconi deriva proprio da lì, diciamo, con le ultime sue vicende giudiziarie, guarda caso. Intanto però c'è un'altra telefonata e poi adesso scrive Pietro: querelare di brutto, senza rimorso, e se avanza qualche soldo aiutare la radio, mentre tutto parte da Bruxelles, scrive un altro ascoltatore. Telefonata e poi ti lascio subito la parola, Gianluca. Pronto? Bentornato Gianluca, sono Nando da Pioltello. Buongiorno. Ma guarda, avete parlato di squadre compassi, la massoneria, diritto scozzese accettato, è praticamente una succursale della CIA in Italia fin dal primo dopoguerra, forse anche da prima, forse anche da quando c'è stato lo sbarco americano in Sicilia e poi ad Anzio, già lì c'erano dei personaggi strani da Licio Gelli in avanti, no? All'epoca Licio Gelli era a Milano anche, lo sappiamo queste cose. Poi c'è stata una serie di altri personaggi negli anni 70, nel 79 la lista per Trieste promossa da un gran maestro del 33esimo grado, nell'80 varie liste con sorelle in altre città, dove anche personaggi magari avevano rapporti con multinazionali americane, e sappiamo che fin dai tempi di Eisenhower le multinazionali in Italia, in Germania e in altri stati europei facevano anche da sponda per infiltrare agenti della CIA, e chiaramente un'operazione di quel tipo. La prova del 9, come tu Gianluca parlavi del 2012, cioè la presidenza di Obama, l'abbiamo vista proprio in quel periodo,
anche i pannelliani, o meglio i boniniani pagati da Soros, anche lì li trovavamo in tutte le televisioni ad attaccare Putin sulla Cecenia, sui poveri ceceni, a difendere i terroristi islamici ceceni da quel criminale di Putin che ha mandato i carri armati per spianarli. È chiaramente un'operazione di quel tipo e finalmente la verità è venuta a galla. Grazie, ciao. Grazie Anando. Ti lascio subito commentare, Gianluca. Aggiungo però una mia considerazione. Non è, diciamo, in discussione il fatto che ci siano opzioni geopolitiche l'una piuttosto che l'altra. In discussione è, secondo me, il fatto che uno possa legittimamente sostenere una linea anche di politica estera senza perciò doverne subire delle losche conseguenze. Losche conseguenze, giusto. Delle cose oscure, perché quello poi Beh, alimenta, diciamo, no, il cosiddetto complottismo. Qua non c'è discorso di complottismo, sono interessi geopolitici nel mondo che conosciamo. Il punto è, si può avere una linea di per esempio di alleanza o di vicinanza, anche semplicemente di rapporti economici, come raccontava prima l'ascoltatore, no? Lavoravamo molto per la Russia. Non c'è niente, no, di, non si può. non c'è niente di male a lavorare Lo per so, la ma Russia. non si può. Sono affari leciti, Sì, trasparenti. ma non si può, Appunto, dico, questa è la evidentemente, mia no? domanda. È possibile avere un'opzione di politica estera, di politica economica, tra virgolette, autonoma? Non credo. I fatti lo dimostrano appunto da anni. La mia vicenda è solamente una punta di un iceberg che mi ha toccato direttamente, ha coinvolto ovviamente un partito importante come la Lega e quindi e ha dato un segnale, attenzione, ha dato un segnale a tanti altri partiti simili in Europa, che anche loro hanno avuto problemi, perché abbiamo parlato degli austriaci, ma anche i tedeschi hanno avuto problemi, i francesi, la Le Pen ha avuto problemi. Anzi, prima di noi, se vi ricordate, c'era il famoso soldi della Russia al fronte nazionale di Marine Le Pen. No, era un prestito, una cosa ben diversa, non dalla Russia, ma dalla Repubblica Ceca. Cioè queste mezze verità circondate da balle, da menzogne, che vengono però propalate 24 ore su 24 su tutti i media cosiddetti grandi, perché la centrale di grandi editori, che sono pochi, grandissimi editori, che hanno fondi importantissimi. Quando si dice: "Ah, prendi i soldi dalla Russia", no, ma regolarmente ci sono le grandi catene editoriali che sono finanziate legittimamente da una ben precisa parte geopolitica a livello mondiale, che poi ripetono tutte le stesse cose, tutti le stesse cose. La Russia è cattiva, la Russia è pericolosa, Putin è un criminale, ha ragione Zelensky, ha ragione in tutto lui, in Ucraina c'è Beh, la quello che dice pace, anche il governo italiano adesso è niente più, in niente Ucraina meno. c'è la O no? democrazia, quando si sa che invece la democrazia non esiste. Cioè tutte queste cose che a furia di ripeterle, inevitabilmente creano poi un circuito mediatico e un circuito mentale che è propenso a dire qualsiasi cosa succede è sempre colpa da una parte. Si parlava di esasperazione un ascoltatore prima. Tu se continui a esasperare, io vorrei vedere se qualcuno arriva qui tutte le mattine, qui in radio, ti tira uno schiaffo, poi va via. Se tu a un certo punto non dici: "Adesso mi son rotto le scatole", gli tiri una bastonata nel cranio. È quello che è successo. Dopo 8 anni di bombardamenti continui in Donbass, è successa una reazione che poi si può giudicare esagerata, ognuno poi può fare le sue idee, però come dicevi tu prima, si può parlare di queste cose Appunto. o siamo in un regime globalista, non è più un regime fascista, regime comunista, queste cose che poi vengono utilizzate ancora 'sti termini nel 2023 apposta per creare confusione, mettere uno contro l'altro, la destra contro la sinistra, i fascisti contro i comunisti, robe ridicole che non esistono più da tempo, è morto il fascismo, è morto il nazismo, è finito il comunismo, oddio, alcune parti del mondo c'è ancora. Però si vuole impedire di far conoscere le cose e se tu la metti fuori dal vaso, sei uno che lavora contro la propria nazione, sei un traditore, sei un rinnegato, sei un pericoloso. Ecco, questa è la situazione. Il reato d'opinione, ne parlavamo all'epoca della Lega con Bossi, Sì. ogni momento, reato d'opinione, la legge Mancino. Siamo ancora qui, dopo 30 anni, a dover aver paura di parlare in questi paesi, ma non per colpa dell'Italia. La situazione di tutta l'Europa, di tutto l'Occidente, marcio e corrotto. Questa è la verità.
Allora, poi magari riprendiamo il discorso. Intanto Gianluca, io ti Volentieri. ringrazio. Grazie. Quando vuoi ci rivediamo Grazie qua. mille. Tanto l'orario lo conosci, Certo, il volentieri. luogo più che bene, perché Sì. ci sei stato per tanti anni. Tanti anni che ricordo sempre con grande piacere. Quindi Quindi ci rivediamo presto. volentieri. Grazie a Gianluca Grazie a Sarruini. voi. Arrivederci.